3, 2, 1, via. Come Lega Coop, insieme al Festival Dromos, al Forum delle Diseguaglianze e delle Diversità, all'Alleanza Nazionale dello Sviluppo Sostenibile, all'Università di Oristano e tanti altri partner, ci presentiamo al terzo festival sui temi della sostenibilità che abbiamo chiamato Desiderabili Futuri, un mondo senza diseguaglianze e più sostenibile. Lo scopo cosa è quello? Di immaginare assieme, mettendo al confronto le politiche del fare con le politiche del dire, come possiamo correggere il tiro rispetto al modello di sviluppo che abbiamo per avere una società con meno diseguaglianze e che sia più sostenibile per tutti. Lo facciamo anche nell'ambito della piacevolezza del vivere il festival, quindi 4 giornate con diversi eventi culturali, artistici e gli spettacoli musicali. Concluderà sabato 29 Noemi, ma abbiamo anche il tributo a De André di Banditi e Campioni, e così come abbiamo una serata tutta dedicata ai suoni della Sardegna, da Piero Marras al coro Nugoramada, e così come uno spettacolo teatrale di una giovane oristanese che si è formata sulla scuola teatrale di Londra. Poi Stefano Massini farà un monologo nella sede dei dibattiti all'Università di Oristano al Chiostro del Carmine nella serata di 26. E infine l'artista Mano Invisibile, che adesso inizia a essere anche lui il secondo festival che lavora con noi, lascerà un'opera su queste tematiche sia all'Università di Oristano sia al Centro Giovani di Oristano. I relatori di fama nazionale e internazionale, da André Pose, che è il massimo economista europeo nei temi dell'economia sociale, al Cardinale Zuppi che parteciperà al nostro evento. Siamo in attesa di sapere se in presenza o se da remoto, però ha condiviso tutti i temi. Persone che arrivano da mondi diversi, Elena Galeb è una delle ragazze del mondo delle università più impegnate nell'ambito dei temi ambientali, ma abbiamo la presentazione di libri da Fabrizio Barca, Elena Torri, un romanzo che oggi è in corsa per il premio Cambiello, quindi 4 giornate dove la mattina si potrà anche visitare sui pullman del festival i musei archeologici del territorio, da Tarros a Pozzo di Santa Cristina, Nuraghe e Losa, ma anche le migliori spiagge del nostro territorio. Questo è il pensiero che Lega Coop voleva fare per questa città insieme ai nostri partner, e vogliamo che sia sempre più Oristano un luogo del vivere bene, del dibattere meglio e di farsi conoscere anche fuori dai nostri confini.